no? Chiederei a Rosina se cortesemente viene qui al tavolo per insomma, portarci il saluto dell'assessore Conte. Rosina è segretario di circoscrizione della Lega, è uno dei partiti che sta portando, è uno dei partiti insieme agli altri, perché ci sono esponenti del PD ma anche esponenti di Forza Italia, di tutti, ma che presi singolarmente sono sensibili. Ti concedo il microfono per un piccolo saluto, grazie. Grazie, ho il compito e l'onore di portare i saluti dell'assessore regionale Maurizio Conte, che non è potuto essere qui questa sera per impegni concomitanti. Io, oltre ad essere il segretario della circoscrizione delle Stesse, sono anche il proponente della mozione che è stata votata all'unanimità della maggioranza in Consiglio Comunale a Monselice. È stato uno dei piccoli tasselli che il plebiscito 2013 si era prefisso di raggiungere, e spero che anche altri comuni, se ci sono amministratori, promuovano questa mozione per avere già un peso iniziale nei confronti dello Stato, della Regione, per dare un input politico a questa lotta. Abbiamo da parte nostra questa manifestazione da parte di cittadini che in maniera spontanea e volontaria si presentano alle rotonde per bloccare il traffico, per attrarre l'attenzione nei confronti dell'opinione pubblica in una situazione di disagio che i nostri cittadini, che tutti noi stiamo vivendo nei confronti dello Stato, che sta massacrando non solo le aziende ma anche le famiglie con tasse, e continuano a cambiare nome ma pur mantenendo gli aliquote fiscali a carico di ognuno di noi. Pertanto credo che meglio in questo periodo non ce ne sia per indire un referendum. Spero che le cose vadano bene e spero anche che nel caso in cui qualcosa dovesse mettersi di traverso questa sala sia riempita 3 volte rispetto a quella di questa sera, perché non dobbiamo mai farci prendere dallo sconforto, ma da nuova linfa di rilancio di quelli che sono i nostri obiettivi, che sono l'indipendenza, che si può raggiungere in vari modi. Il 16 abbiamo un grande compito di mettersi tutti a disposizione per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissi tutti. Ribadisco, tenere la testa bassa, lavorare assieme anche dopo il 16, comunque vada. Grazie. Grazie, signor Sincero. Adesso